paese che ha saputo conservare nel tempo una tradizione religiosa, una tradizione cristiana profana, legata soprattutto alla presenza delle fratelli, in questo caso dei fratelli della Santa Croce, che ha creato una strutturazione musicale proprio presente nel repertorio di questo paese. Come dico, quella si presenta appunto da Rosina diverse volte, siamo ormai amici di chiedere, ma volevo dire con piacere, con una nota di quasi di orgoglio, che stasera abbiamo qui il più anziano cantore della Sardegna dal punto di vista del canto sacro, che e lascio la parola a chi lo presenterà voi. Cosa di voi? Deus in adiutorum meam intende, Domine, ad adiuvandum efesera, gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Grazie a tutti, grazie a Martino Socorro che ci ha invitato per questa rassegna. C'è una grande frequentazione con Martino e con i suoi colleghi cantori, in quanto pratichiamo volentieri lo scambio nelle nostre manifestazioni. Loro sono stati i nostri ospiti l'anno scorso per animare uno dei martedì di Quaresima, che ormai da tanti anni organizziamo come fratelli, perché noi, come avete capito, la Martino siamo un po' confraternali, quindi essenzialmente il nostro servizio svolgiamo il nostro servizio della nostra comunità di Monano. Questo brano che abbiamo cantato è conosciuto dall'intonazione del testo, e adesso proseguiamo con un canto della Magnifica, e poi a seguiremo il ritorno di Santa Croce. Li eseguiamo perché, non solo perché siamo alla fratelli di Santa Croce, ma perché abbiamo un modo solenne di cantare questi cose che sono diversi dal modo popolare che si canta dappertutto, e credo che sia una particolarità proprio peculiare del nostro paese. Dunque adesso ascolterete Magnifica e poi cosa di Santa Croce. Grazie. Magnificat
dispersi superbos, mente cordi sui, deposuit,
fecondo dei me sui infinito amore. Sai vende dal suo profondo su marida de affligida e costai pure costante unico mano conforto in mondo e dal e chi dà lunghe basta